Questo corso che stai svolgendo ti sta aiutando ad integrarti ad Agrigento? Sì, allora questo corso stiamo facendo per noi è un tipo di corso che abbiamo piaciuto molto, perché abbiamo fatto tanti corsi con le persone, però questo corso mi è piaciuto molto perché mi hanno aiutato per conoscere le altre persone, per essere fuori della tradizione siciliana, molte cose che non lo sapevo, ora ho saputo, perché questo è molto importante per noi stranieri di conoscere altre tradizioni che non è la nostra tradizione, e questo mi è piaciuto molto. Direttore, un'integrazione vera? Sì, abbiamo fatto una scommessa insieme ad Acquarinto perché ci teniamo molto a esportare un modello di integrazione che sia reale, che sia vera e che sia soprattutto rispettosa dei diritti dei ragazzi che arrivano, che hanno scelto di vivere questa loro vita nella nostra terra di Sicilia. E devo dire che la scommessa è ampiamente riuscita, perché lo chef Chianetta mi diceva proprio che ci sono già dei ragazzi che dopo neanche 15 giorni di lezione già sarebbero in grado di poter lavorare tranquillamente in una struttura aziendale. Quindi ecco, nel nostro piccolo, con il nostro ente di formazione abbiamo cercato di realizzare un progetto che sia, mi auguro, sia esportabile e che possa veramente inaugurare una nuova stagione, cioè quella del riconoscimento di un'integrazione vera, come hai detto tu. Presidente, Acquarinto è sempre presente ed è presente con i fatti, e lo dimostrano questi giovani che si stanno inserendo in maniera meravigliosa. Diciamo che ci proviamo, questa è un'altra di quelle attività che riteniamo possa essere incisiva rispetto al percorso migratorio di queste persone. Si ritrovano oggi così numerosi a frequentare un laboratorio attrezzato, guidato da uno chef all'interno di un ente di formazione professionale, quindi apprendere un processo produttivo che peraltro riteniamo che sia spendibilissimo sul mercato da qui a breve, molto più di altri percorsi formativi che non hanno poi una utilità pratica, ahimè, in questo momento di crisi. Questo è il nostro intento, quello di essere sempre molto attenti e vigili sulle reali possibilità di sviluppo, soprattutto lavorativo, nella nostra terra per chi vuole restare con noi. Ecco, vorremmo sentire lo chef e lei, come trova questi ragazzi da un punto di vista preparativo, ecco, come rispondono? Le posso dire, il primo giorno ho visto che erano molto scoraggiati. Poi subito dopo la prima lezione, che hanno potuto capire la differenza tra le tipologie di farine, la farina più forte, la farina più debole, i tipi di impasti, ho visto una grinta e una voglia di fare veramente, sono rimasto stupito veramente, è una cosa fuori dal normale.